Ciao a tutti, sono Lorenzo Cossu, mi trovo qua al cartodromo Skindor di Monastir. Sono qui per portarvi a fare un giro con me. Siamo qui alla curva del traguardo, è importante sfruttare il grip che c'è nella traiettoria ideale per poi avere la velocità giusta per andare verso il resto della pista. Curva del traguardo, curva per poi arrivare verso la curva della parabolica. Qua è importante fare un'ottima frenata perché ti consente di accumulare velocità nel resto della pista. Questa è la curva della discesa del ponte, curva abbastanza complicata, molto veloce, per un po' più di precisione, prendere riferimenti e sfruttare quello che è il grip della pista. L'interpretazione di questa curva è abbastanza soggettiva perché c'è chi fa un ingresso un po' più largo, chi invece sta più cucito. La realtà è che grip ce n'è parecchio in questo tratto, quindi dipende molto anche da come uno sente il go-kart. E questo tratto insomma ci porta verso quella che è la parte conclusiva, quindi si punta sempre qua in modo tale da essere il più dritti possibile per il rettilineo che poi ci porta alla curva dei box. Si sfrutta tantissimo la pista, spesso si sfiorano le protezioni, quindi si va verso quella che è l'ultima curva del tracciato per voler fare un buon giro. L'importante è prendere velocità, sacrificare l'ingresso che ti permette di avere la velocità giusta per arrivare al traguardo. E questo era un giro allo Skindor. Qualche piccolo segreto, qualche piccola informazione, dettaglio, insomma, spero di esservi stato utile.